Questo è stato un accordo che avevamo già fatto uno a 21, adesso col Presidente Bricolo abbiamo fatto un altro triennio, è molto importante questo per le nostre studentesse, per i nostri studenti, per anche i dottorandi, ma soprattutto anche per poterli introdurre nel mondo del lavoro, già esperti, perciò sono soluzioni che dal nostro know-how della fiera si interfacciano e perciò cerchiamo di migliorare proprio il territorio, che questo è il mandato più importante per l'Ateneo ed è un mandato di base per la fiera. E penso anche la possibilità di poter dare ai giovani il confronto per poter costruire delle start-up che oggi sono un sistema proprio per introduzione nel lavoro importante e perciò siamo qui molto sereni e fiduciosi che questo triennio possa essere positivo. Abbiamo già dato dei posti di lavoro, la fiera ha già assunto dei nostri laureati, sono stati già posizionati nelle varie industrie del territorio e perciò adesso vogliamo fare un salto in avanti, perciò per migliorare ancora di più l'asticella l'abbiamo alzata. Un'iniziativa che serve a mettere in collaborazione, in contatto Verona Fiere con i suoi operatori e il mondo della ricerca dell'università, dunque i ricercatori, i professori ma anche gli studenti, iniziative di scambio, di competenze, di know-how per continuare a crescere in un mondo molto competitivo dove ovviamente bisogna sempre essere pronti a innovarsi e poi iniziative concrete anche per aiutare i giovani, gli studenti e le studentesse dell'Università di Verona a entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo portato avanti un percorso con loro e poi una volta laureati diversi di questi sono stati anche assunti proprio nella nostra struttura. Questo a dimostrazione che è una collaborazione fattiva, reale, che porta alla crescita anche degli studenti e delle studentesse dell'Università di Verona all'interno di attività produttive proprio come la fiera. Grande soddisfazione di questo accordo che porteremo avanti appunto con grande determinazione.